stato un anno eccezionale sotto il profilo dei risultati. Pensate solo che abbiamo chiuso la partita dell'autonomia, che sembrava impensabile celebrare un referendum. Abbiamo chiuso la partita della Pedemontana, abbiamo affrontato di petto e con piglio la partita dei FAS, siamo sul pezzo con l'ospedale di Padova, addirittura con questo regalo ai Veneti prima di Natale e molto altro ancora. Mi piace ad esempio ricordare che abbiamo venduto 16 milioni e mezzo di immobili, quindi per un controvalore di 16 milioni e mezzo. Un anno intenso il 2017 per il Veneto, con numerosi risultati sintetizzati dal governatore nel tradizionale appuntamento di fine anno a Palazzo Balbi. Zaia ha esordito ricordando i giovani veneti che non ci sono più, la coppia morta nell'incendio a Londra e il ragazzo ucciso nell'attentato di Barcellona. L'autonomia, altro grande obiettivo, ma soprattutto un 2018 di ripresa. Auguro tanta salute, auguro che si trascorra questo Natale in serenità con i familiari, con i propri cari, con le persone che si amano e auguro uno strepitoso 2018. Speriamo sia l'anno che definitivamente ci fa uscire dalla crisi. Zaia ha concluso il suo discorso lasciando spazio alle simpatiche note musicali suonate da giovani ragazzi.